Ci sono state delle criticità nel laboratorio di analisi, è stato chiuso e si sta lavorando solo in emergenza. Abbiamo chiesto subito, nell'immediato, di ripristinare il laboratorio di analisi perché non si può lavorare in emergenza. Abbiamo dato la disponibilità da parte dell'amministrazione comunale a collaborare con l'ASP per agevolarli nel percorso, per trasporto alto di macchinari, ma i locali ci sono all'interno del nosocomio padernese e quindi subito si deve ripristinare il laboratorio di analisi perché è fondamentale nel nostro ospedale, è fondamentale per la chirurgia, è fondamentale per l'ortopedia, è fondamentale per il pronto soccorso. Non si può lavorare in emergenza. Abbiamo un laboratorio di analisi che è un'eccellenza per Paternò e lo vogliamo ripristinare. Quindi abbiamo chiesto questo, oggi abbiamo fatto giunta in ospedale per dare un messaggio forte alla deputazione regionale, al Presidente della Regione, all'assessore della Sanità, al manager dell'ASP 3 di Catania, ma subito si deve intervenire, non si può chiudere e lavorare in emergenza, ma si deve lavorare in serenità, specialmente quando si parla di salute, quando si parla di ammalate, di persone sofferenti che hanno bisogno.